Il sole sia con voi. Ve lo dico io, è una breve rubrica tra il serio e il faceto dedicata al recupero della lingua siciliana. Oggi parleremo del verbo scartare. In italiano scartare, in onore della scelta che gli autori di questo programma hanno fatto appunto scegliendomi e dandomi la possibilità di entrare nelle vostre case. Scartare significa infatti scegliere, ma ha anche altri significati e dà origine ad aggettivi sostantivati come scarto, rottame, sciarpame, avanzo. Scartare nel gioco significa liberarsi delle carte inutili, dette appunto scarto, lasciando quelle buone, cioè quelle scelte. Significa pertanto anche scegliere. Perciò noi siciliani lo usiamo per esempio per dire n'avia tanti iravanti, tutti belli e sciacquati e iddu si scartò a meglio. Per dire ne aveva tante davanti, tutte belle e prosperose e lui ha scelto la migliore, la più bella. E quelle non scelte? Scartate, perché scartatizze, cioè facenti parte della scartatura. Quando togliamo un oggetto dagli involucri che lo avvolgono, spesso inutili e ingombranti, lo stiamo scartando, ma non lo stiamo scegliendo, lo stiamo semplicemente appunto liberando dal cartone, dalla plastica, dal cellophane che lo avvolge, tutto scarto, munnizza. E parlando di munnizza non si può fare a meno di associare il verbo scartare a differenziare. Sappiamo tutti che cos'è la raccolta differenziata nel mondo, in Europa, in Italia. A Palermo la raccolta differenziata consiste soprattutto in questo. Sotto la casa di mio compare che è in una zona fina ci sono 7 cassonetti diversi. In periferia invece c'è un solo cassonetto eppure ammaccato. Questa è la differenza che fa lo scarto. Ma questo è un altro discorso.